Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. I fondi europei della formazione spesi per le campagne elettorali, l'ex senatore Papania ancora nell'occhio del ciclone, in cambio di voti promessi, posti di lavoro, nomine e promozioni presso gli enti che l'ex politico controllava. Al via il processo bis in appello per Antonio De Pace, l'infermiera autore del femminicidio di Lorena 40. La Cassazione a luglio aveva disposto l'annullamento parziale con rinvio della sentenza all'ergastolo. Secondo i giudici l'uomo era stressato dal Covid. A Catania, tragedia per la droga, un uomo vuole soldi dalla madre per comprare il crack e la colpisce a coltellate. Il farmacologo al nostro TG, il consumo di questa droga in Sicilia raddoppiato in un solo anno. Santa Maria di Licodia, il proprietario di un'azienda agricola, dopo numerose intimidazioni non si piega e denuncia: io resto qui. Catania invasa dalla spazzatura, duro sfogo del sindaco trantino, pigrizia e ignoranza, è come se ci volessimo fare del male. Crisi idrica in Sicilia, nel Nisseno il sindaco di San Cataldo, senza acqua anche oggi, scrive alla Meloni: chiedo di sospendere il pagamento delle bollette. Calcio, il Catania è una squadra che vince e che non vuole cambiare. Poche le modifiche in casa in vista del match di Foggia. Ancora ben trovati, lo avete sentito, in primo piano favori in cambio di voti e controprestazioni. A questo serviva la formazione professionale per l'ex parlamentare alcamese Nino Papania, finito ancora una volta nell'occhio del ciclone, e tra i favoriti c'erano consiglieri comunali ma anche i loro parenti. Laura Spanò. La formazione professionale veniva usata come un bancomat dalla politica e luogo di privilegi per poche persone, quanto emerge dall'indagine della finanza di Trapani e che coinvolge ancora una volta l'ex senatore alcamese Nino Papania, già detenuto per scambio politico-mafioso in una precedente operazione. L'inchiesta ha svelato anche un uso improprio dei fondi europei incassati da alcuni enti di formazione controllati sempre da Papania. Tra i beneficiari di questi favori anche una serie di consiglieri comunali e loro familiari. I magistrati della Procura europea e di Marsala l'hanno definita una lobby di potere gestita da Papania assieme ad Angelo Rocca, Ignazio Canetta e Manfredi Vitello, una lobby impegnata a esaudire desideri privati e cortesie sfruttate poi per chiedere voti e controprestazioni varie in occasione di tornate elettorali. Tra i 24 indagati ci sono i nomi di figli e nipoti di consiglieri comunali di Marsala, Castelvetrano, Custonaci e non solo. I politici sarebbero stati cooptati al movimento Via di Papania in cambio di posti di lavoro, alcuni ancora solo promessi, o incarichi per parenti o per loro stessi in enti di formazione controllati dal parlamentare alcamese. Tra i primi ad aderire al movimento di Papania, creato nel 2020, Ignazio Chianetta, ex allenatore del Dattilo della Mazzarese. Per l'accusa, i corsi di formazione tenuti da Cesifop e dall'Associazione TAI, enti finanziati dalla Regione Sicilia, consentivano a Papania e ai suoi solidali di utilizzare quale merce di scambio i posti di lavoro come docenti tutor da creare a Marsala, Custonaci, Alcamo, all'avvio dei corsi di formazione in ambito comunitario o regionale. È stato accertato che nel corso delle indagini scattate nella primavera del 2022 che i beneficiari non avrebbero avuto i requisiti necessari per la posizione da ricoprire e per ovviare venivano compilati falsi curricula sotto l'egida sempre di Papania. A Reggio Calabria si è aperto il processo bis ad Antonio De Pace, l'infermiere autore del femminicidio avvenuto nel 2020 di Lorena 40. Siamo nel comune di Furcisicolo, nel Messinese. A luglio la Cassazione aveva disposto l'annullamento parziale della sentenza all'ergastolo perché, secondo i giudici, l'uomo era stressato dal Covid. Francesco Triolo.
24 anni di reclusione, la richiesta dell'accusa al processo bis sul femminicidio di Lorena 40 che si sta celebrando davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, una nuova pagina giudiziaria dopo che la Cassazione a luglio aveva disposto l'annullamento parziale con rinvio della sentenza all'ergastolo emessa dai giudici di secondo grado di Messina, decidendo un nuovo processo per Antonio De Pace, il compagno della ragazza. Fu lui a strangolarla il 31 marzo del 2020 nell'appartamento di Furci Sigulo, lungo la zona ionica del Messinese, in pieno lockdown nazionale per la pandemia. Lei, laureanda in medicina, originaria di Favara, in provincia di Agrigento, lui, 34 anni, infermiere originario della provincia di Vibo Valentia. Il sostituto procuratore generale ha chiesto la pena di 24 anni con il riconoscimento dell'equivalenza delle attenuanti generiche alle aggravanti, ed a questo si sono opposti tutti i legali di parte civile, a cominciare dall'avvocato che assiste la famiglia Giuseppe Barba. Chiedono la conferma dell'ergastolo. Sul fronte opposto i difensori di De Pace, gli avvocati Salvatore Staiano di Catanzaro e Bruno Ganino di Vibo Valentia, che sollecitano invece la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. La sentenza è prevista il 28 novembre. Sgomento e stupore ad Agrigento per il femminicidio di Solero nell'Alessandrino. Prima notte in carcere per Giovanni Salamone, che ha ucciso la moglie a coltellate. Davide Sardo. Agrigento è sotto shock per il femminicidio di Solero in provincia di Alessandria, che ha coinvolto una coppia molto conosciuta e apprezzata in città. Giovanni Salamone, imprenditore agricolo, ha ucciso con 6, forse 7 coltellate la moglie Patrizia Russo, insegnante di sostegno. Tra gli amici serpeggia sgomento e stupore per l'efferato delitto. Tanti hanno conosciuto Patrizia e chi le stava accanto non ha mai percepito malessere e problemi familiari. Io personalmente, come professionista e come madre, ho avuto modo di conoscere l'insegnante Patrizia Russo. È l'ennesimo femminicidio che si consuma fra le mura domestiche. Non c'era stata nessuna denuncia, non c'era stato nessun segnale, evidentemente tutto era stato circoscritto nelle mura della propria casa. Questo ci fa capire che dobbiamo denunciare al primo segnale. Non dobbiamo stare in silenzio, ma dobbiamo, ripeto, denunciare già quando c'è un primo segnale, non dobbiamo trascurare niente. Giovanni Salamone ha trascorso la prima notte nel carcere di Alessandria. Nel corso dell'interrogatorio ha riferito agli inquirenti di aver commesso una sciocchezza perché depresso, ma non ha fornito un reale movente. Avrebbe però raccontato di problemi economici in famiglia, di un grosso debito da saldare e di non reggere la lontananza dalla moglie. Ancora cronaca, a Catania la madre gli nega i soldi per il crack e lui la accoltella. La donna, colpita da decine di fendenti, è ricoverata in gravi condizioni al Garibaldi. Il figlio è stato arrestato in flagranza di reato, in mano aveva ancora l'arma insanguinata. Tonino De Mana. Le condizioni della signora in questo momento sono stabili rispetto a quelle di questa notte, ma comunque la prognosi resta sempre riservata. Ha inferto decine di coltellate alla madre, colpevole solo di aver negato i soldi per acquistare droga. Una donna di 62 anni residente nel quartiere Cibali è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi di Catania per essere stata colpita con numerosi fendenti all'addome, agli arti inferiori e alle braccia, forse nel disperato tentativo di proteggersi dalla furia omicida del figlio. A lanciare l'allarme è stato l'altro figlio che si trovava in casa al momento dell'aggressione. Segnalato l'accaduto al numero unico di emergenza 112, sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti delle volanti che hanno arrestato il 32enne in flagranza di reato. L'accusa è di tentato omicidio. Secondo quanto si è preso all'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine, l'aggressore aveva ancora l'arma insanguinata in mano. La signora è giunta questa notte in gravi condizioni di salute con delle lesioni d'arma bianca multiple al torace e gli arti superiori. Dopo essere stata inquadrata dal punto di vista radiologico con dei esami strumentali, è stata suturata e stabilizzata, infatti ha eseguito una trasfusione di sangue. La vittima è costantemente monitorata dai medici che ancora non hanno sciolto le riserve sulla prognosi. E il consumo di crack è diventato una vera e propria piaga perché è raddoppiato in Sicilia in un solo anno. Gli effetti sono rapidi e devastanti. Roberta Lunghi.
L'uso del crack è in grandissima crescita, è diventato veramente un dramma, ha superato per numeri dal punto di vista epidemiologico l'uso dell'eroina che si era registrato all'inizio degli anni 70. Raddoppiato in un solo anno. Il crack, la cocaina dei poveri, è venduto anche a dosi da 5 euro nei vicoli, nel capoluogo siciliano in particolare. Sta ormai sostituendo l'uso di marijuana e hashish, consumando le vite dei giovani, devastanti gli effetti. Il crack è una preparazione di cocaina che consente un rapidissimo assorbimento a livello cerebrale. Nell'arco di 1 minuto nel cervello aumentano rapidamente le concentrazioni di dopamina con gravi effetti a livello psichico. Sintomi psicotici, deliri, allucinazioni, aggressività. E inoltre l'uso di questa sostanza è aumentato negli adolescenti, dove maggiormente induce il rischio di dipendenza e un grave danno cognitivo permanente. Il concetto di neurotossicità, la sostanza d'abuso che altera il funzionamento cerebrale e riduce il nostro funzionamento cognitivo. Se nel 2017, secondo le stime dell'ASPA, i consumatori andavano dai 16 ai 26 anni, la forbice degli assuntori oggi si è abbassata fino ai 10-12 anni. A preoccupare anche i tanti neonati ricoverati in ospedale per intossicazione dovute all'ingestione di sostanze stupefacenti. Vuol dire che vivono in abitazioni dove la droga è a portata di mano, o ancora peggio, che le madri continuano a drogarsi anche in gravidanza. Le stime del Tribunale dei minori parlano di 2 casi ogni 7 giorni in tutto il distretto, tra Palermo, Trapani e Agrigento. Andiamo a Santa Maria di Licodia, dove il proprietario di un'azienda agricola denuncia numerose intimidazioni nel giro di pochi giorni, ma lui non si piega e dice: io resto qui. Luca Ciliberti. Non ho avuto messaggi da nessuno, io sono qua stato a disposizione di tutti, amico con tutti, da qualsiasi punto di vista. I cani uccisi, le caprette rubate, gli ulivi tagliati, un casolare dato alle fiamme. E stamattina l'ultima sorpresa, il sospetto che il raccolto degli ortaggi sia stato avvelenato con il fertilizzante. Qualche piccolo furto negli anni passati c'è stato, ma si aprono la porta, si portano, che ne so, un'attrezzatura che è posata qua all'interno, queste cose qua. Infatti uno se lo aspetta, ma una cosa di questo tipo, con questa ferocia, io non l'ho mai vista finora. L'azienda agricola di Nino Scarcepiano nel fine settimana è stata presa di mira. Danni e intimidazioni che lo hanno spinto a denunciare per paura di perdere tutto. Quindi questo qua io non so che fine farà, non lo so, non ho avuto neanche il tempo di liberare il passaggio, perché a cosa mi devo dedicare? Liberare il passaggio, mi vado a lavorare, non lo so. Camminando abbiamo visto dei bossoli per terra, di chi sono? Allora, parecchi sono vecchi perché qua ci vengono a caccia. Quindi, ma tutti quelli che hanno, la maggior parte di quelli là che abbiamo trovati sotto i punti di riferimento l'hanno sparato e l'hanno portati via i carabinieri. I carabinieri stanno lavorando con la massima serietà, io ho fiducia in loro. Io quello che chiedo è che la mia azienda venga protetta da questo punto, perché giustamente tutte queste incursioni, io alla mattina arrivo qua, sono 4 giorni, 5 giorni che non posso lavorare. Voi adesso avete paura a venire qua o no? No, assolutamente, io devo continuare il mio lavoro. Allora, dire proprio paura, un poco no, anche perché quando veniamo, se veniamo assieme tranquillamente, ci stiamo venendo anche tutti i giorni, proprio per dire non ci arrendiamo. A Palermo anche una quarta famiglia rinuncia alla casa tolta alla capomafia in via Decollati, l'abitazione nel mirino dei familiari del padrino Leonardo Algeri che vivono a pochi metri. Marco Gulla. Nessuno vuole entrare in quell'immobile, è la sintesi amara dell'appartamento confiscato alla mafia al Civico 30 in via Decollati a Palermo. Anche la quarta famiglia assegnataria del bene dopo le pressioni della famiglia del boss Leonardo Algeri, ex proprietaria dell'immobile, ha rinunciato. Non ce la sentiamo di mettere a rischio la vita dei nostri figli, hanno detto. Don Ugo Di Marzo, sacerdote dello Sperone che in questa vicenda ha svolto il ruolo di mediatore, non usa mezzi termini e dice: la mafia ha vinto sullo Stato. Ieri hanno rinunziato perché? Perché hanno paura di stare lì, in quel contesto, in quelle condizioni, se non c'è un'adeguata sicurezza garantita. E lo Stato cosa ha garantito? Le control room attorno all'appartamento, come se queste persone dovessero andare lì a vivere domiciliari.
Una vicenda che sembrava essere giunta ai titoli di coda quando il comune aveva iniziato i lavori di ristrutturazione per permettere alla famiglia assegnataria di accedere il prima possibile. Adesso invece la rinuncia fa scattare un nuovo allarme. Non possiamo che accettare la decisione del nucleo precedente, che ha subito l'intimidazione ed è particolarmente coinvolto, di avere un ripensamento sull'andare lì, ma il Comune di Palermo procede con lo scorrimento della lista e ha già trovato il soggetto che può sicuramente andare a stare lì. Adesso c'è da attendere cosa deciderà la nuova famiglia in graduatoria, rinunciare o vivere in un contesto che potrebbe essere ostile? Intanto non resteranno in Sicilia i 10 fedelissimi di Matteo Messina Denaro che lunedì sono stati scarcerati dalla Corte d'Appello di Palermo per la scadenza dei termini di custodia cautelare. La procuratrice generale Lia Sava e il sostituto Carlo Marzella hanno chiesto e ottenuto alla Corte d'Appello un divieto di dimora nell'isola appunto per i boss. E adesso sentiamo lo sfogo del sindaco trantino a Catania, invasa dai rifiuti, dalla spazzatura. Sentiamo. Se uno vede l'orario in cui l'ho scritto forse comprende la ragione di questo mio sfogo, di questo mio malessere. Io vedo da un lato numerosi turisti che sono solo una minima parte di quelli presenti in città, noi che potremmo vivere di un'economia ben più florida grazie alla loro presenza, ma che quasi cerchiamo di scoraggiare queste presenze affidandoci al degrado. È solo pigrizia, non lo so, è indolenza, ignavia, incuria, stupidità. Nei momenti in cui ci stiamo cercando di compiere il massimo sforzo, vedere che però non solo non riusciamo a ottenere risultati, ma che quasi c'è un aumento di questo indifferenziato, di questi ingombranti, che significa anche un aumento dei costi e quindi l'insostenibilità di queste spese supplementari. Tutto questo mi fa pensare che è come se ci volessimo fare del male. Non è la repressione che ci salva, è chiaro che noi la portiamo avanti, la attiviamo, la dobbiamo alimentare, ma è solo la prevenzione, è l'idea di far parte di squadre che può cambiare questa città, perché tutti quelli, ribadisco, tutti quelli che abbandonano i rifiuti appena vanno altrove improvvisamente diventano cittadino modello. Ma siamo veramente così idioti? Blitz della polizia in un grande parcheggio nella zona Fontana Rossa, dove è stato scoperto un allevamento di asini abusivo. Nei giorni scorsi alcuni animali erano fuggiti dall'area raggiungendo la zona attorno all'aeroporto. Il titolare dell'area ha subito sanzioni per circa 8.000 euro per irregolarità varie riscontrate dai poliziotti. E adesso cambiamo argomento. Cellulari e smartphone ai bambini, arriva il no del Parlamento regionale che approva un disegno di legge che mira a punire appunto quei genitori che lasciano i figli, soprattutto piccolissimi, in balia degli strumenti tecnologici. Orazio Longo. Cellulari, disturbi bambini. Se cerchiamo così su internet, la pioggia di informazioni che riceviamo è pressoché univoca e dice che l'esposizione eccessiva ai dispositivi tecnologici può avere conseguenze importanti, se non addirittura gravi, per lo sviluppo dei più piccoli. L'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, per esempio, nel suo sito avverte che un utilizzo precoce e prolungato di dispositivi elettronici può provocare riduzione del movimento con aumento del rischio di obesità, disturbi del sonno, difficoltà di apprendimento, irritabilità, effetti negativi sull'attenzione, ma anche isolamento e riduzione dei rapporti con i pari, con aumento dell'impulsività e diminuzione della capacità di autocontrollo. Sintomi che spesso sono chiaramente manifesti, ma spesso sottovalutati. Del tema si occupano e si sono occupati psicologi, pediatri, esperti di ogni tipo. Lo stesso ministro dell'istruzione ha vietato l'utilizzo degli smartphone in classe per gli alunni dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado, pure per uso didattico. Adesso a occuparsi della questione è l'Assemblea regionale siciliana, che in Commissione Salute ha dato il via libera al disegno di legge che mira a vietare ai bambini fino a 3 anni l'uso delle apparecchiature digitali e dei telefonini. Un divieto certo difficile da fare rispettare e da sanzionare, lo ammette lo stesso deputato e pediatra pentastellato Carlo Gilistro, primo firmatario del testo che ora dovrà essere valutato dall'Aula. La nostra, spiega, vuole essere però soprattutto una provocazione, un disperato grido d'allarme che risuoni forte nelle orecchie dei genitori che molto spesso scambiano un cellulare per un babysitter. E se c'è chi applaude all'iniziativa, c'è chi sottolinea come una formazione, una informazione più capillare potrebbero essere un aiuto concreto.
Cambiamo argomento, parliamo della crisi idrica. Nel Nisseno cresce il disagio per le famiglie senza acqua anche oggi e il sindaco di San Cataldo, Comparato, non ci sta e scrive alla Meloni: chiediamo di sospendere il pagamento delle bollette. Giusy Lazzara. Per una crisi senza precedenti, provvedimenti speciali. È ormai arrivato a un punto di non ritorno la carenza idrica che colpisce soprattutto Enna, Agrigento e Caltanissetta. In questa provincia, San Cataldo, poi, non bastava averla a singhiozzo ogni 6 giorni. Ancora oggi, per un guasto nelle pompe di pescaggio nella diga Ancipa, rubinetti a secco. Nel frattempo, le famiglie sono sempre più esasperate, stanche di ricevere le bollette per un servizio inesistente. E non ci sta anche il sindaco che ha scritto alla Meloni. Prevedere la sospensione delle bollette per il periodo di crisi e allo stesso tempo stabilire delle modalità delle agevolazioni, delle modalità di abbattimento delle tariffe per il periodo in cui i nostri concittadini stanno vivendo questa crisi idrica. E c'è anche chi specula, sempre più frequenti sequestri di autobotti di contrabbando che vendono a peso d'oro l'acqua. Intanto è bagarre tra il presidente della regione Schifani e il ministro della protezione civile Nello Musumeci. La regione, alla richiesta di Musumeci che chiedeva il piano anticrisi, ha risposto che è avviata la seconda fase con 200 interventi e 8 milioni di euro stanziati. Quasi 10 milioni di euro di fondi del PNRR destinati al MAS, il mercato agroalimentare della Sicilia, che grazie a 7 progetti già presentati verrà reso più moderno e funzionale. Ci dice tutto Simona Mazzone. Il MAS cambia look e si trasforma in una struttura 4.0 grazie a quasi 10 milioni di euro di fondi PNRR destinati al mercato agroalimentare della Sicilia. 7 i progetti presentati per rilancio e riammodernamento. Una grande opportunità di rilancio che abbiamo colto con la presentazione di 7 progetti finanziati dal Ministero dell'Agricoltura e dicevamo appunto più di 9 milioni di euro, quasi 10, per un rilancio di questa struttura che ha grandissime potenzialità. Primo intervento sarà la ripavimentazione del mercato all'interno, i cui lavori partiranno a inizio d'anno. Poi nuovi impianti di videosorveglianza e illuminazione, installazione del fotovoltaico da 2 mega, mentre verrà migliorato l'impianto di depurazione delle acque che ad oggi vengono riversate nello Iungetto, ma che dopo i lavori verranno raccolte e utilizzate per l'antincendio e l'irrigazione. 0 sprechi e valorizzazione delle risorse, tanto che lì dove sorgeva il mercato florovivaistico che non ha avuto successo, nascerà tra le altre cose anche un laboratorio per la trasformazione delle eccedenze affidato al banco alimentare. E questo l'abbiamo riconvertito in altre attività. Uno, abbiamo fatto 6 box dove ci sono attività particolari che poi sono il nostro ferro all'occhiello, attività di lavorazione della merci, di produzione, una base logistica di pandittaino. E poi un altro, un locale, quello più grande, che era destinato al florovivaistico, l'abbiamo dato, e siamo l'unico mercato in Italia, al Banco Alimentare. Qui infatti ha già sede il Banco Alimentare, che tra i maggiori donatori di prodotti da destinare ai bisognosi ha proprio i grossisti che operano al MAS e che offrono gratuitamente i propri prodotti. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con il calcio e con il Catania che si prepara alla prossima trasferta con il Foggia. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, squadra che vince non si cambia. Potrebbero essere poche le modifiche in casa Catania in vista del prossimo match contro il Foggia, ma ci dice tutto Marco Carli nel servizio. Sempre sul pezzo, la faccia di Toscano durante gli allenamenti dice tutto, così come il suo atteggiamento nel corso delle sedute con i suoi calciatori. Lo si vede dalle immagini diffuse dai canali social del Catania, un allenatore sempre nel vivo che tiene alta l'intensità e di conseguenza porta i giocatori a dare il massimo. Ecco da dove arriva la fiducia della società, oltre che dai risultati. Un club che ha onorato tutti gli impegni e le scadenze con la FIGC fissati per il 16 ottobre. Insomma, un periodo sereno sotto molti aspetti, in cui il sorriso torna a fare capolino anche per l'inglese, che ha segnato 3 gol, che torna a sentirsi importante e che valuta così lo spirito della squadra. Lavoriamo in settimana bene, è frutto di un allenatore che ci tiene sempre sul pezzo, quindi
è sorprendente, ma è anche frutto del lavoro quotidiano che stiamo facendo con grande impegno e soprattutto grande sacrificio da parte di tutti. Rossazzurri attesi adesso a Foggia, su un campo ostico per natura, in un momento molto difficile per i rossoneri che hanno patito la perdita di 3 tifosi di ritorno dalla trasferta di Potenza. Ecco perché la gara di domenica comincerà con 3 minuti di ritardo in memoria di chi non c'è più, con l'intero incasso devoluto alle famiglie delle vittime. Allo Zaccheria, trasferta vietata ai tifosi etnei, il Catania potrebbe anche non cambiare molto rispetto all'ultimo 11 di partenza, in cui potrebbe nuovamente figurare Luperini. C'è tempo per Toscano per lavorare sulla sfida in attacco a un inglese in più che si diverte giocando. Giocare con i compagni e giocare per i compagni. Ripeto, ho sempre messo il risultato alla fine, non il risultato per me stesso, il gol. Ho sempre messo il risultato della squadra davanti a tutti. Non ci sono altri servizi e questo della Catania chiude appunto questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.